Ennesimo incidente lungo la Romea, coinvolte 3 auto, una persona ha perso la vita, altre 3 sono rimaste ferite, tra le quali una donna incinta, strada chiusa al traffico per ore. Tir fermi a Porto Marghera per la prima delle 3 giornate di sciopero unitario, è la prima volta da oltre 30 anni che i portuali incrociano le braccia compatti. Denunciato dalla Guardia di Finanza di Venezia un 59enne veronese che vendeva falsi d'autore, tra i quali De Chirico e Picasso, vittima un professionista di Belluno. Presentato a Palazzo Balbi a Venezia il master plan dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, entro il 2037 2 miliardi di euro renderanno lo scalo capace di gestire 21 milioni di passeggeri l'anno. Una mostra in via Piave ripercorre la storia del cosiddetto buco di Mestre, la zona dell'ex Umberto I, diventata una delle aree più degradate dopo l'abbattimento dell'ospedale. Dopo aver subito 5 spaccate in pochi mesi alla sede di via Bembo a Mestre, la UIL ha deciso non solo di non andarsene, ma di aprire degli uffici in un'altra via difficile, come via Cappuccina. La festa della liberazione del patrono di Venezia è stata anche la giornata in cui si è svolta la 5ª edizione del Premio San Marco. Riconoscimenti a Mara Venier e Federica Pellegrini. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura con la notizia dell'ennesima tragedia che si è verificata lungo la statale Romea oggi pomeriggio. 3 i feriti, tra i quali una donna incinta e una vittima. E di un morto e 3 feriti, tra i quali coinvolta una donna incinta. Il tragico bilancio dell'incidente stradale accaduto questo pomeriggio intorno alle 16 tra Cavanella d'Adige e Sant'Anna di Chioggia, lungo la Romea. 3 le auto coinvolte nel drammatico schianto al chilometro 79+500 della statale, a lungo rimasta chiusa al traffico. Morto sul colpo uno degli automobilisti coinvolti nell'incidente, che ha visto necessaria la chiusura della Romea per consentire i soccorsi e i rilievi, obbligatori ad accertare la dinamica del sinistro. Sul posto presenti i vigili del fuoco, le squadre ANAS e le forze dell'ordine con la polizia locale di Chioggia per la gestione della viabilità e consentire la sicurezza ai tantissimi automobilisti e mezzi pesanti incolonnati e rimasti bloccati nelle 2 corsie opposte di marcia. Al porto di Marghera ora con lo sciopero, la prima delle 3 giornate di sciopero unitario dei lavoratori. È la prima volta da oltre 30 anni che i portuali incrociano le braccia compatti. Porto Marghera, il serpentone dei tir fermi alla banchina dei Mulini e in via del Commercio. Accanto a loro il doppio picchetto della delegazione dei 150 lavoratori sui 500 dipendenti diretti degli oltre 10.000 portuali con gli indiretti. Tutti in sciopero unitario, promosso da CGIL, CISL e UIL, il primo della 3 giorni proclamata per la prima volta da 30 anni a questa parte. È una cosa che non succedeva da molti anni nel porto di Venezia, perché i lavoratori portuali, soprattutto della nuova compagnia lavoratori portuali, sentono minacciato il loro lavoro da una proposta che fa il presidente dell'autorità di sistema portuale. La proposta, in modo tecnico, viene spiegata così. Il bando per l'assegnazione del lavoro di manodopera dell'articolo 17 è scaduto a 3 anni e ci hanno presentato un bando. All'inizio volevano farlo solo di 2 anni, una cosa assurda, mentre le concessioni vengono date per 25 anni, per poi dirottare verso sì, forse un 4+4, ma con dei paletti che minano la nostra sicurezza sul lavoro. All'atto pratico manca una certezza del lavoro, dicono i portuali. Non c'è un programma, non c'è un futuro, non c'è qualcosa di solido, tutto campato in aria, tutto buttato là. La proposta di bando dell'autorità portuale per sindacati e lavoratori metterebbe a rischio stabilità, sicurezza, certezza e tutela degli stessi rispetto a un sistema che finora aveva sempre dato garanzie di continuità, seppur con delle pecche. Per questo siamo scesi in lotta. Lui ci ha fatto questa proposta, poi l'ha modificata, ma non ci ha dato niente di concreto e nessuna garanzia, e noi dobbiamo lottare
per averla, perché il bando di gara è giusto farlo, lo prevede la legge, ma vogliamo anche avere certe rassicurazioni che ci permettano di pensare al futuro di questi lavoratori. Indetta a Venezia per la seconda giornata di sciopero una conferenza stampa del presidente del porto di Blasio nel percorso di confronto con organizzazioni sindacali, terminalisti e compagnie, peraltro già tenuto una decina di giorni fa. Non è stato un incontro, per la seconda volta è stata un'audizione, diciamo una chiacchierata che non si è risolta bene, perché ovviamente quando c'è un'audizione non c'è un verbale di quello che si è detto, quindi non c'è stato un vero e proprio incontro. I dipendenti del porto chiedono maggiori garanzie e denunciano come si lavora da oltre 30 anni. Sentiamo il loro racconto. La mia mansione è lo stivatore, è 34 anni che sono qua. Lo stivatore è quello che coordina la nave, c'è il lavoratore, ma con queste chiamate spesso succede che o per esigenze del terminalista o per problemi ci disdicono e siamo arrivati che ci mettono magari in una giornata. Quando lo si sa che la giornata di lavoro non è più tale? Alla mattina. Tu puoi venire. Se uno comincia alle 7, quando viene Se a uno sapere? comincia alle 7 può essere avvertito verso le 6, 6 e mezza che deve prendersi una giornata di ferie. Il lavoro nella continuità fino ad oggi c'è stato, seppur nella costante precarietà, senza dare un'opportuna dignità occupazionale nella certezza e nei turni di lavoro da picco e da burnout, denunciano compatti portuali con uno dei loro portavoce. Quindi uno quanti giorni di ferie si mangia così? Noi abbiamo 30 giorni di ferie all'anno. Diciamo che 15-20 sono per l'azienda, per poter tirare lo stipendio a fine mese, ecco. Perché altrimenti vieni messo come assente ingiustificato. E comunque a carico del lavoratore? A carico del lavoratore, sempre. Da quanti anni va avanti questa storia? Diciamo che andiamo avanti, io è 34 anni che sono qua, andiamo avanti da circa 34 anni. Ci avvertono la sera prima dove andiamo a lavorare il giorno dopo. Riceviamo una telefonata, ci chiedono e ci dicono sei su quel posto là. E questa è la battaglia, un inizio della guerra che stiamo facendo con il sindacato e le nostre istituzioni per cercare di cambiare la tipologia di lavoro. Denunciato dalla Guardia di Finanza di Venezia un 59enne veronese che vendeva falsi d'autore, vittima un professionista di Belluno. Da De Chirico a Picasso, opere d'arte che venivano commercializzate come originali ma che in realtà la Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura di Verona, ha scoperto essere falsi. Partendo da dei prezzi troppo bassi è iniziato il monitoraggio. È emerso che in realtà, attraverso confronti delle opere con gli esperti d'arte e con gli archivi che detengono le certificazioni degli originali, è stato accertato che le opere d'arte che erano state poste in commercio da questo mercante d'arte di Verona erano in realtà tutte contraffatte. Si tratta in particolare di 11 quadri, di 11 opere d'arte, gran parte erano quadri, 4 delle quali sono state sequestrate. Tutte risultate vendute tra il 2019 e il 2022 da un mercante d'arte 59enne veronese a un professionista di Belluno. Si era accorto che che c'era qualcosa che non andava su queste opere d'arte, tant'è che quando aveva dei sospetti si rivolgeva al mercante, il quale capito di essere stato scoperto le sostituiva, chiedeva indietro l'opera d'arte su cui c'era il sospetto e ne dava un'altra in cambio, sostituendola appunto con un'altra che però era parimenti falsa. Dopo aver effettuato i controlli per provarne l'autenticità, analizzando sia le opere che le relative certificazioni, è stato possibile dirimere i dubbi, dimostrando dunque la falsità delle opere, vendute a circa 20-30 mila euro ciascuna. L'attività del mercante era particolarmente sviluppata su tutto il territorio nazionale. È stato denunciato per truffa nei confronti ovviamente di questo collezionista, per ricettazione e per contraffazione di opere d'arte. Presentato questa mattina a Palazzo Balbi il master plan dell'aeroporto Marco Polo di Tessera.
Investimenti per poco più di 2 miliardi di euro, quasi tutti a carico di SAVE, tranne un 15% probabilmente a carico di imprese terze private, porteranno nei prossimi 15 anni l'aeroporto Marco Polo di Tessera a poter gestire un volo al minuto. Venezia rafforzerà il suo status di terzo scalo italiano attraverso interventi che SAVE assicura tutti all'insegna della sostenibilità ambientale, tra cui un doppio ampliamento laterale di circa 100.000 metri quadri del terminal esistente, praticamente un raddoppio, e un adeguamento per un più ampio utilizzo di atterraggio e decollo della seconda pista, oggi prevalentemente usata come via di rullaggio. Niente terza pista. Non è che noi siamo dei costruttori che vogliono cementificare a piacere, no. Oggi abbiamo lavorato molto bene e siamo riusciti a garantire la crescita del trasporto aereo senza bisogno di fare la pista. Il continuo aumento di voli porterebbe il Marco Polo alla saturazione nel 2026 con 12 milioni e mezzo di passeggeri. L'intervento è per riuscire a gestire quasi 21 milioni di persone entro il 2037 con circa 50 voli all'ora. Significa ancora di più dare risposta al territorio, che non sono solo di dimensione turistica ma sono anche di dimensione di business, di relazioni che il nostro territorio ha. Prova ne sia che solo sotto fronte turistico, sul fronte turistico abbiamo 73 milioni di presenze turistiche in Veneto, siamo la prima regione d'Italia a 18 miliardi di fatturato, ma poi pensiamo a tutto quello che è il business e il fatturato del business che vale circa 180 miliardi di euro all'anno. Nel trasporto aereo SAVE è riuscita a coniugare una crescita equilibrata tra l'aumento dei passeggeri e l'ampliamento delle infrastrutture. Con le crociere, sostiene Marchi, questo non è successo. Non siamo soddisfatti di come sta andando la VTP e quindi vogliamo portare, che è la responsabile tra l'altro, no, del coordinamento di tutto il traffico delle crociere, e quindi vogliamo portare un contributo più fattivo portando la nostra esperienza. L'ampliamento dell'aeroporto Marco Polo sarà un percorso condiviso col territorio, conclude Marchi. Pochi rapporti invece sembrano esserci col Comune di Venezia. A Palazzo Balbi c'è naturalmente il presidente della regione Zaia, ma non c'è il sindaco Brugnaro. SAVE è in causa con Cafarsetti dopo l'aumento della tassa d'imbarco di 2,50 euro a persona deciso dal Comune. Quello che il Comune prende con la tassa lo perde con la diminuzione dei passeggeri, la somma sarà zero o sotto zero. Ma l'avete detto al Comune questo? Non abbiamo avuto modo di parlarne perché io l'ho appreso dai giornali, questo della tassa. A Mestre ora una mostra in via Piave ripercorre la storia del cosiddetto buco nero, la zona dell'ex Umberto I, diventata una delle aree più degradate della città dopo l'abbattimento dell'ospedale. Perché ricordiamoci che fin quando c'era l'ospedale c'era una movimentazione di circa 2 milioni di persone all'anno, che questo si è perso, diciamo, in questi 15 anni. Il fatto di tenere vivo un dibattito, comunque di cercare di dare dei contributi, diciamo, alla soluzione di questo problema, è uno degli obiettivi che ci siamo posti in questi anni. I più giovani non possono neanche ricordare come fosse questa parte di Mestre quando c'era l'ospedale Umberto I. L'abbattimento della struttura risale al 2009 e da quasi un quindicennio nel cuore della città c'è un buco di 4 ettari diventata una zona sempre più degradata. Il comitato ex Umberto I Bene Comune, che da anni si batte per una riqualificazione dell'area, ne ripercorre la storia dalle origini, quando lì sorgeva il primo castello di Mestre, fino e soprattutto negli ultimi difficili anni, attraverso una mostra ospitata nella sede dell'associazione Viva Piraghetto in via Piave. Vogliamo che la popolazione di Mestre si renda conto del tesoro che c'è nel cuore della città. Questa zona, che era l'antico Castelvecchio, quindi l'inizio della città di Mestre, con il suo verde, con i 3 padiglioni, con la chiesetta, con l'ex CUP che sta lì in via Antonio de Mestre, e devono essere al centro del dibattito cittadino e della decisione. Non si è fatta nessuna assemblea e neanche nessun consiglio comunale su questo tema. Alcuni edifici sono restati di proprietà pubblica, mentre una parte dell'area è stata venduta ad una catena di supermercati. Una scelta che non era piaciuta a chi, come nel comitato, pensa che il Comune abbia perso una grossa occasione per riscrivere la storia di Mestre, magari con quei fondi europei del PNRR che invece si volevano utilizzare per uno stadio e un palazzetto dello sport prima della bocciatura di Bruxelles. L'abbiamo detto fin dall'inizio, anche in Consiglio Comunale come comitato, in cui abbiamo detto che la missione 5 per la rigenerazione urbana delle zone degradate era proprio destinata per la rigenerazione del centro della città. Abbiamo 4 ettari e abbiamo una parte pubblica che deve essere rigenerata e quindi i fondi pubblici dovevano servire per quello.
E domani pomeriggio si preannuncia una seduta movimentata in Consiglio Comunale a Venezia. In aula approda infatti il rendiconto di bilancio a pochi giorni dalla bocciatura della Commissione europea, che ha appunto bocciato il Bosco dello Sport, giudicando inidonea la richiesta del Comune di Venezia di utilizzare 93 milioni di finanziamento del PNRR stanziati per il recupero delle periferie degradate per costruire uno stadio e un palazzetto dello sport. Unite tutte le opposizioni, chiamano a raccolta i cittadini, invitandoli a venire a far sentire la propria voce in comune alle 17. Venezia non può perdere i fondi del PNR per la negligenza di Brugnaro, si legge in un comunicato comune. Venezia deve investire queste risorse per la casa, lo sviluppo sostenibile e la rigenerazione urbana, così dicono le opposizioni. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta, restiamo a Mestre. Dopo aver subito 5 spaccate in pochi mesi alla sede di Via Bembo, la UIL non solo ha deciso di non andarsene, ma di aprire altri uffici in un'altra zona critica della città, Via Cappuccina. Tra l'autunno e l'inverno scorsi, la sede UIL di Via Bembo ha subito diverse spaccate. Furono le avvisaglie di un fenomeno che a Mestre era destinato ad estendersi fino a provocare un forte allarme ed un intenso senso di insicurezza nei cittadini. Il segretario generale del Veneto, Roberto Toigo, era stato tra i primi a denunciarlo. Oggi varca la soglia di un'altra sede che il sindacato ha deciso di aprire proprio in un'altra strada difficile, Via Cappuccina, per dare un segnale alla città. Noi crediamo che una città come questa non possa essere in mano alla criminalità e crediamo fortemente che questa amministrazione riesca a fare il passo di cambiamento. Qualche segnale c'è già stato dopo le manifestazioni fatte e noi come UIL abbiamo voluto investire in questo territorio e non andarcene. Non andarsene, ma raddoppiare gli spazi, aprendoli anche alle associazioni, fa parte di quella strategia di contrasto al degrado e alla criminalità che non può vivere unicamente di repressione, ma deve rilanciare le strade e le piazze attraverso quel senso di comunità che già forma un primo argine a determinati fenomeni. Abbiamo avuto più spaccate, abbiamo avuto molti danni, ci siamo forniti di tutte le attrezzature possibili per evitare che ciò succeda. E direi anche che sia l'amministrazione ma nello stesso tempo la polizia e i carabinieri ci sono sempre stati vicini per evitare che ciò accada. Ieri, in occasione del 25 aprile, si è svolta la 5ª edizione del Premio San Marco con la consegna di 4 riconoscimenti speciali. La festa della liberazione e di San Marco, patrono della città, è stata anche la giornata in cui si è svolta la 5ª edizione del Premio San Marco a Palazzo Ducale. Un evento nato per onorare chi ha saputo portare prestigio alla città di Venezia e al territorio metropolitano in vari ambiti. Dopo le premiazioni ufficiali, il sindaco Brugnaro ha voluto consegnare 4 premi alla carriera a personalità che hanno portato il nome di Venezia nel mondo o che hanno lavorato con grande professionalità in città. Federica Pellegrini, Mara Venier, l'ex prefetto Vittorio Zappalortu e il musicista e cantautore Pino Donaggio. Commossa la Venier, che da tempo non tornava in città. Perché non riuscivo a tornare, mancavo da molti anni, non riuscivo a superare la perdita di mia madre, non riuscivo a tornare, sono stata 7 anni e dicevo adesso torno, devo tornare, devo superare, per cui Luigi, grazie a te, sono tornata per te. Un applauso al ritorno a Venezia di Mara Venier. Io che non vivo nell'Europa senza te, come posso stare una vita senza te? Grazie, per me è veramente un onore essere qui oggi, essere premiata come un'eccellenza veneziana. Mi ha fatto piacere vedere anche qualche immagine del mio matrimonio, perché di fatto io sono nata in terraferma, ma il sangue, almeno la parte del sangue, quello buono, quello da parte di mamma, è muranese, quindi sono veramente Venezia e casa mia. Al termine della cerimonia, che si è conclusa con l'inno di San Marco, è stato consegnato il tradizionale boccolo a tutte le donne.
Colti di sorpresa, gli studenti del Luzzati di Mestre si sono ritrovati nel mezzo di un'esercitazione della Protezione Civile. Vediamo. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando i mezzi del SUEM, della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile hanno raggiunto l'Istituto Luzzati di Mestre e gli operatori hanno evacuato l'edificio scolastico per mettere in salvo gli oltre 200 studenti che, colti di sorpresa dall'arrivo dei soccorsi, sono stati accompagnati nell'area verde all'esterno della scuola. La simulazione dell'evento sismico è lo scenario dell'esercitazione che è stata organizzata nell'ambito del progetto La Scuola al Sicuro della Protezione Civile della Regione del Veneto. È stato veramente un banco di prova per testare il nostro piano di emergenza innanzitutto e soprattutto per coinvolgere i nostri studenti e studentesse nel caso appunto di calamità naturale, come in questo caso. È andato tutto bene, anche le condizioni meteo che insomma sono state incerte fino alla fine ci hanno permesso di sviluppare tutto il piano emergenziale, compreso anche l'atterraggio dell'elisoccorso. Oggi è stata anche un'occasione per far conoscere agli studenti il mondo della protezione civile, il sistema della protezione civile, che vede come componente fondamentale quella del volontariato, e noi speriamo questa sia stata anche un'occasione per far avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato e della protezione civile. In questo modo i ragazzi hanno potuto vedere da vicino come lavora la protezione civile e cosa può accadere in caso di emergenza. Tanti ragazzi impegnati in questa esercitazione e tanti anche i volontari impegnati che hanno dato una mano e hanno spiegato ai ragazzi le procedure per stare in sicurezza e da adottare in caso di emergenza. Un grazie a tutti i partecipanti e cercheremo di allargare questo progetto per insegnare ai ragazzi le situazioni di emergenza e come gestirle. È tutto da Venezia, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. L'alta pressione concederà una fase di tempo soleggiato e mite sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì 27 aprile. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque. Non sono attese piogge e il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature in aumento, minime tra 3 e 10 gradi, massime invece tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole, il cielo sarà limpido o velato con qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 18-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà anche qui soleggiato ovunque con alcuni tratti un po' più nuvolosi. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.